Era stato visto mentre avvicinava giovanissimi e offriva loro hashish nella zona della stazione di Padova, il 17enne tunisino arrestato dalla polizia. Il giovane, che ciondolava all'esterno di alcuni locali pubblici, alla vista degli agenti aveva anche tentato la fuga, ma era stato bloccato. Nascosto in uno zaino e addosso, il 17enne aveva 9 dosi di cocaina per un peso complessivo di 7 grammi e quasi un etto di hashish, oltre a diverse banconote. Accompagnato in questura, si è scoperto che il 2 luglio il baby pusher, entrato in Italia alla frontiera di Trapani a fine 2025 come minore accompagnato e poi fuggito a marzo da una comunità di accoglienza, era stato già denunciato per spaccio, sorpreso a cedere una dose di cocaina nei pressi di una scuola di Monselice. Arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacenti, il 17enne è stato accompagnato nel carcere per i minorenni di Treviso. Il questore di Padova ha emesso nei suoi confronti un daspo urbano di 5 anni da alcuni locali e aree della stazione di Padova.